dovete capire quello che si prova. Porca miseria. È una cosa che se non la provi non puoi capirla. E io vi auguro di trovare con i vostri figli come l'ha provato il fratello mio Carmelo Menucci con la sua figlia quando un paio di giorni fa è stato il suo compleanno, il 18°. Abbiamo fatto un 18° che ci siamo proprio divertiti, veramente. E sono delle emozioni un po' particolari. Non è il compleanno o l'onomastico, il compleanno mio che non me ne frega proprio un cazzo, proprio non mi interessa. Allora lo festeggiamo e ci divertiamo. Ma è la cosa più bella. Sono i figli! Parole dal cielo, vado. Parole d'amore. O bene cada volta papà non dice quelle parole. E va zia la mano. E ti incarico cose. E l'altro che avevi dato su. Sull'altro è bella, che nessuno non pensava che papà non è felice. Che se la gioia amara, che si fa luce. E se dal dritto bianchi sul vestito. Auguri a te, luce la vita mia. Pensavo che al Signore era lontano. E perciò oggi quando ci ha accompagnato innanzi a Dio, anzi, mi sto accorgendo che sta vita mia, il lacrima lasciata da me, o con le pappatuglie. Sulla guardia innanzi a tu e a te vestito c'è la capitana c'è l'esse madre sei io durante ma pace che solo vuoi volare. Madre di grazia, vediamo. Chi ha tanto peccato per il vostro dolore un figlio sull'altare grazie a te e a te questi senza c'è la capitana madre sei io la pace che solo tu vuoi Grazie all'orchestra.
E se non mi sbaglio è arrivato Daniele De Martino, ma dobbiamo fare un po' di pausa, perché il tempo che lui si prepara per accontentare la mia Laura, noi andiamo a mangiare un po' la frutta e la torta, che dici? Va bene l'idea, sì? Se mangia io mi sembra d'accordo.